Allora, c'è una domanda, vero Stefano, sui costi sostanzialmente, no? Sulla comparazione tra costi di questi impianti e quelli più tradizionali. Non facile, da dare una risposta, proprio. Questa è la classica cosa del dipende, del tuttavia, d'altronde, non so rispondervi. Bisognerebbe calarsi in una realtà specifica. Possiamo dire, abbiamo visto stamattina, che gli impianti ad ala gocciolante hanno costi molto diversi a seconda della tecnologia impiegata per realizzare innanzitutto l'ala, cioè questo tubicino in polietilene che ha, però abbiamo visto una grande tecnologia perché siamo passati dal foro semplice a mettere dei veri e propri diciamo, dispositivi che lavorano l'acqua prima dell'uscita in un certo modo. Addirittura poi arriviamo ai semicompensanti e quelli completamente autocompensanti. Il costo, per dire, di un metro lineare di una manichetta passa da circa i 5 centesimi ai 50 dei compensanti, quindi abbiamo dei costi importanti. Allora anche qui bisogna capire quando vale la pena metterli. Quelli compensanti hanno sempre uno spessore maggiore, quindi il loro costo deriva anche dal fatto che durano di più. Ecco perché su una cultura annuale raramente vengono invece usati su ad esempio vigneti o frutteti, quelli ad alta densità, dove puoi stendere questa manichetta addirittura sopra terra o comunque senza terra, ci sono diverse tecniche. A quel punto giochi sullo spessore per ottenere una durata molto più lunga, ma allora un costo quasi di 10 volte maggiore, però si distribuisce in 15 o 20 anni di esercizio del frutteto. Lorenzo, passami qua davanti perché io devo fare una domanda, non so se anche a te, ma la farò sicuramente a Franco Tosini ed è in questo senso. Ecco, allora, noi oggi abbiamo parlato di irrigazione di precisione, quindi abbiamo un problema con l'acqua, l'abbiamo detto, abbiamo un problema di sostenibilità, di utilizzo ovviamente, di ottimizzazione dell'utilizzo dell'acqua, quindi andiamo goccia a goccia, vediamo di essere più parsimoniosi possibili, ve la metto così. Però la domanda è soltanto sul risparmio d'acqua la risposta o anche su nuove colture, come posso dire, che sono meno idrovore? Ma allora, non è detto che ci sia sempre risparmio d'acqua, ferma restando quella quantità io posso utilizzarla al meglio nell'arco del ciclo di coltivazione e avere una performance produttiva migliore. Il risparmio dell'acqua c'è comunque nel momento in cui io ho il ciclo di coltivazione, lo riesco a studiare al meglio attraverso parametri, attraverso sonde, sensori, attraverso sistemi a supporto delle decisioni in cui io riesco a capire quando devo dare l'acqua, quando ha bisogno la pianta, non in base all'esperienza. L'esperienza è utile, ma alle volte si può anche sbagliare, quindi irrigare come, perché, quando me lo dice il sistema. E questa è una cosa. Però quello che dici te non è tanto di nuove colture nell'ambito orticolo, è di eventualmente abbinamento nesto e portinnesto che potrebbe risolvere il problema e quindi utilizzare dei portinnesti che sfruttano meglio l'acqua oppure che effettivamente quella poca di acqua riescono ad assorbirla. Diamo una risposta un po' meno semplice, tu l'hai semplificata molto, io invece vorrei che tu la risposta me la dessi in maniera molto più, come posso dire, esplicativa, cioè voglio dire, allora, le piante hanno bisogno di innesti e di portainnesti per poter crescere, cioè, spiegala bene. Allora, il nesto è la cultiva che a me interessa, il portainnesto io vado a scegliere ad esempio nel pomodoro un portainnesto più vigoroso, cosa vuol dire? Che ha un apparato che si sviluppa nel terreno su uno spazio, su una superficie maggiore. È vero che sono quasi tutti tecnici quelli che ci guardano in questo momento, quindi sicuramente hanno capito benissimo, ma diciamolo anche per la signora Maria. Ma è giusto e bisogna farlo, quindi il portainnesto vigoroso mi va a... Cioè, quindi la pianta ha bisogno di un apparato radicale per vivere, quindi io gli devo dare un sostegno per poter sopravvivere, quindi non vive di se stessa ma vive appoggiandosi a un'altra, quasi in modo saprofita o mutualistico. Mutualistico direi di sì, perché e tu mi hai praticamente anticipato una cosa che volevo dire, apparato radicale più vigoroso, apparato radicale che ha una superficie quindi assorbente maggiore, ma è che qui che potrebbe inserirsi la micorizza e quindi Cos'è una micorizza? Micorizza praticamente è un fungo che vive in, definiamo così, non è proprio in simbiosi, ma si collega all'apparato radicale e permette di aumentare la superficie assorbente di quel, diciamo, radice di quella pianta e quindi allo stesso tempo sfruttare meglio non solo l'acqua presente ma anche i nutrienti stessi. Di per sé
Quindi la micorriza aumenta l'assorbimento di acqua e nutrienti, la micorriza si serve della pianta stessa perché la pianta dà floema, quindi della linfa elaborata al fungo stesso. Quindi è un rapporto mutualistico. Quindi c'è uno studio sui portainnesti. Portainnesti e non solo, ma anche micorriza fa parte di quel gruppo di biostimolanti, quindi quella concimi speciali, vogliamo dire, in cui c'è uno studio da anni anche poi di Tramontana per capire, per svilupparli e che possono servire sempre allo stesso obiettivo: maggiore efficienza d'uso dei mezzi tecnici, maggiore efficienza d'uso dei fattori di produzione, quindi acqua. Lorenzo Benvenuti, cosa non abbiamo visto noi oggi qui? Poco. Manca poco. Non abbiamo visto gli sprinkler, cioè l'aspersione, la microaspersione, abbiamo visto solo quello attraverso delle manichette forate, estremamente interessante, una novità secondo me a livello mondiale. Abbiamo visto l'abbozzo di alcuni sprinkler, non sono delle novità sul mercato assolutamente, come non lo sono le manichette, tutt'al più le ditte hanno lavorato sul miglioramento dell'estrusione, quindi hanno continuato a ridurre, abbiamo visto, gli spessori di queste manichette e la tipologia del foro, diciamo, da cui esce l'acqua, per migliorare la loro performance. Di per sé una manichetta vista da lontano, quella di oggi è uguale a quella di 20 anni fa, ecco, questo bisogna dire. Cosa non abbiamo visto? Non abbiamo visto i sistemi di aspersione, che però in orticoltura poco ci azzeccano, veramente poco, e iniziano a essere messi un po' in contestazione anche sulle grandi culture, soprattutto quando sono legati ai cosiddetti gettoni, no? A queste lance che fanno 50-70 metri di lancio dell'acqua, e che è un modo non estremamente, diciamo, efficiente di utilizzare l'acqua. Però, se mi permette, vorrei fare una considerazione sull'efficienza dell'uso dell'acqua. Per me è molto legata agli aspetti agronomici, perché parlare di risparmio idrico è sempre un'arma a doppio taglio, nel senso che qui siamo a Po' di Tramontana, siamo a Rosolina, siamo vicino al mare, e parlare di risparmio idrico è non solo necessario ma doveroso. Però se ci trovassimo a Schio o nell'Alta Veronese, lì parlare di risparmio idrico no, i terreni vogliono ancora la disponibilità di grandi masse d'acqua, perché lì si ricaricano le nostre falde, quindi dobbiamo un po' mitigare questa azione, dobbiamo arrivare a costruire un percorso, quello che poi secondo me i consorzi bonifica stanno cercando di indirizzare in questo senso, e di creare un diverso uso dell'acqua a seconda delle fasce in cui ci si trova e soprattutto delle stagioni, perché probabilmente favorire la ricarica dei bacini idrici nelle stagioni, chiamiamole, non dico morte, ma quelle meno produttive, l'autunno e la primavera, andrebbe molto bene, ed estate comunque introdurre sistemi di risparmio idrico, perché per favorire l'uso dell'acqua a valle, dove tante volte non arriva. Qui in questa azienda, dopo Tosini ce lo può spiegare, ricorrono degli stratagemmi per poter avere l'acqua d'estate, se no il consorzio non riuscirebbe a fornire nelle quantità e nei tempi dovuti. Sostanzialmente hanno fatto due grandi bacini in cui raccolgono l'acqua. Ecco, questo dimostra come c'è bisogno di fare risparmio, però dobbiamo avere una visione ecologica di insieme della nostra regione, e oserei dire dell'intera pianura padana, perché a queste fasce diverse, come le marcite lombarde, che fossero ripristinate, sarebbero un vantaggio ecologico per il nostro sistema territoriale nel suo complesso. E allora continuiamo con questo ragionamento, che può essere utile per tutti voi, anche per chi ci sta seguendo come corso. Allora, noi l'8 luglio andremo a Valle Vecchia è un'altra azienda di Veneto Agricoltura che è sull'area litoranea del nord Adriatico, ovvero è collocata tra Bibione e Caorle, è su un'isola, è frutto di una delle ultime bonifiche che sono state fatte negli anni 60, e a Valle Vecchia non c'è l'acqua dolce, proprio non c'è. Quindi irrigare Valle Vecchia non è una cosa facile, è stato creato tutto un sistema che vengono a vedere, vengono a comprendere anche studiosi di tutto il mondo, diciamo sempre, usiamo questa similitudine, anche gli israeliani che sono i maestri nell'utilizzo dell'acqua, ecco, perché lì c'è un sistema chiuso delle acque piovane, loro gestione e quindi tutto un sistema computerizzato molto bello, di cui ampiamente vi parleremo l'8 luglio, quindi chi vuole seguire questa cosa si segna 8 luglio anche lì dalle 9
e mezza più o meno ci sarà la diretta, non ricordo, chiedo a Stefano se la diretta è la mattina o al pomeriggio perché non mi ricordo più. Al pomeriggio mi pare la diretta streaming, vero? Sì, il pomeriggio facciamo dalle 2:30 la diretta streaming, la giornata aperta invece a differenza di quella che abbiamo fatto oggi è la mattina in presenza, pomeriggio streaming, invece qui la presenza sarà domani. Allora torniamo a Valle Vecchia c'è un sistema chiuso. Quindi c'è la possibilità allora di un utilizzo, è stato detto anche da Lorenzo Benvenuti, anche qui sono state fatte appunto delle sperimentazioni per sostanzialmente acquisire l'acqua e non sprecarla. Beh, diciamo, il doppio bacino che è stato realizzato a suo tempo quando è stato creato il centro è stato fatto perché il consorzio bonifico della zona non riusciva a dare l'acqua tutti i giorni, ok? Quindi per avere un serbatoio di acqua e poter utilizzarla senza avere il bisogno che arrivi, abbiamo usato questo stratagemma. In realtà poi ci sono stati proprio, mi collego al discorso che hai detto tu di Valle Vecchia con l'acqua dolce non c'è, qui nel 2003, quell'anno che abbiamo avuto temperature molto elevate e un periodo estivo molto siccitoso, abbiamo avuto la risalita del Cuno Salino con tanti danni che ha fatto fino nell'entroterra, fino a zone Cavarzere. È un altro problema, è un altro settore, perché qui allora si parla di acqua ma di qualità dell'acqua per l'irrigazione. Non sempre sulle colture orticole si può irrigare, si può utilizzare un'acqua leggermente salata, perché se parliamo di pomodoro e melone, se lo si abitua dall'inizio si può fare, ma se parliamo di prodotti a foglie, parliamo di radicchio, se vi ricordate nel 2003 molti campi di radicchi sono stati bruciati. È un discorso da fare ovviamente territoriale, dopo di quegli anni sono state messe delle barriere per ridurre questa risalita, però un altro problema dell'acqua è proprio la qualità. Spesso e volentieri, al di là della salita del Cuno Salino, non c'è acqua buona, perché anche Cavallino e Bibbione alle volte combattono con questa realtà. L'isola di Sant'Erasmo, dove si produce l'ottimo carciofo di Sant'Erasmo, alle volte combattono questa realtà. Quindi bisogna lavorare a 360 gradi sull'acqua se si vuole fare un buon lavoro, quindi non soltanto di dispositivi che permettono di centellinare l'irrigazione sul campo con diversi stratagemmi, consistenze impianti, ma anche la qualità stessa. L'acqua si può utilizzare anche quella di depurazione, ecco, ha una qualità anche quella che deve essere valutata, ma può essere utilizzata anche quella. Quindi il discorso acqua è a 360 gradi e il mio modo di vedere nei prossimi anni si può andare a studiare, indagare meglio questo e anche poi fare degli studi attraverso anche questi biostimolanti che possono dare una mano anche loro per aumentare la qualità stessa, parlo di contenuto di nutrienti e allo stesso tempo anche facilitare l'utilizzo di questa per le piante. Chiudiamo allora, perché ormai siamo quasi in chiusura, con un'altra riflessione sulla parte più strettamente tecnica, chiamiamola appunto, sì, di macchine. Ecco. Allora, mi pare che l'impegno in generale dell'industria italiana da questo punto di vista sia interessante. Noi sappiamo che l'industria meccanica agricola italiana è il top al mondo. Chiaro, ce ne sono altri tanto bravi, ma noi italiani non siamo secondi a nessuno, è bene che si sappia, e proprio qui nel Veneto, in Emilia Romagna, ci sono aziende, fior di aziende che esportano in tutto il mondo, potrei citarne qualcuna, ma forse non è giusto, ma voglio dire ce n'è a Campodarsego, ce n'è nel Vicentino, ho fatto dei nomi a casa, esatto. Appunto, eccetera, quindi voglio dire, abbiamo... Bologna. Sì, appunto, poi dopo restavo nel Veneto, Rovigo, eccetera, quindi voglio dire, ci sono delle aziende molto importanti. Ecco, questo perché innanzitutto qui c'è una grande agricoltura, perché ovviamente dove c'è una grande agricoltura e dove c'è anche ingegno, artigianato, ovviamente come si faceva una volta qualcuno si inventava qualcosa e da lì poi piano piano è nata anche un'azienda. Ecco, continua questo sforzo, volevo chiederti tu che segui proprio il settore, questo sforzo dell'industria italiana ad essere, come posso dire, al top, ad essere innovativa sul mercato mondiale? Allora, ormai inizio ad essere purtroppo abbastanza vecchio per aver notato alcuni cambiamenti. Diciamo che 50 anni fa, diciamo forse 40 anni fa, dai, ecco, non facciamoci così vecchi, incontravo molte aziende nate pochi anni prima. Ecco, adesso questo faccio un pochino più fatica, incontro le stesse aziende che sono diventate da delle start-up da allora,
delle multinazionali. ecco, diciamo multinazionali nel senso che vendono in tutto il mondo, ma qui in Veneto, lo sai, non si fa problemi, non si conosce l'inglese, ma si va a vendere in tutto il mondo assolutamente senza alcun problema e sono molto bravi. Adesso forse... No, adesso forse è il momento più delle start-up, cioè c'è meno meccanica e molta più elettronica. E qui appunto ne avevamo qualcuna, abbiamo sì, sia pugliesi che venete, quindi forse adesso la crescita, la nuova frontiera è proprio quella appunto della meccatronica, dell'elettronica, del software e quindi sono aziende molto piccole con grande intelligenza all'interno che lanciano sul mercato spesso prodotti di nicchia che poi si scopre avere invece grande successo oppure meno e poi scemano. Quelle aziende meccaniche nate allora ci sono, continuano a produrre, come hai detto tu sono diventate ormai delle multinazionali, sono passate da 10 dipendenti a 100, 120, hanno abbracciato l'elettronica, hanno abbracciato la meccatronica e quindi sono riusciti a stare al passo e questa è una grande soddisfazione averle viste crescere e diciamo con la nostra attività di Veneto Agricoltura e dei professionisti averle aiutate e accompagnate in questo cammino. Allora, grazie a tutti di averci seguito. Io devo fare altro adesso, visto sono le 3 quasi, quindi le 15, quindi ormai possiamo chiudere il nostro percorso. Devo dire che abbiamo anche fatto un po' velocemente la seconda parte perché veramente le condizioni ambientali sono molto molto difficili. Ecco, quindi allora adesso andiamo a chiusura. Allora Mimmo Vita vi saluta e adesso come chiusura do i cosiddetti titoli di coda, quindi ringrazio, spero di non dimenticare nessuno, quelli che hanno collaborato a questa operazione, ovviamente a cominciare da Lorenzo Benvenuti e da Franco Tosini. Lui è un nostro, chiamiamolo collaboratore, nel senso che è un tecnico, un alto tecnico del settore, mentre invece Franco Tosini è responsabile del centro Podi Tramontana, qui dove ci troviamo quest'oggi a Rosolina, in provincia di Rovigo. E poi ringrazio Stefano Barbieri con Gaddo Cavenago che seguono la parte formativa, poi Renzo Micheletto del settore ufficio stampa di Veneto Agricoltura. Ringrazio i tecnici che ci hanno permesso di andare in onda, ovvero Massimo Artusi e Giuseppe Vassallo. Ringrazio anche Michele Giannini che è il responsabile, diciamo, di questo settore particolare dei centri sperimentali di Veneto Agricoltura. Poi ringrazio, se volete, tutte le ditte, gli operai, grazie agli operai di Podi Tramontana, ci hanno dato una mano importantissima perché senza di loro qua non si andava in onda. Ecco, e poi ringrazio tutti dalle ditte, anche ai signori che abbiamo qui di fronte del cosiddetto checkpoint che ci hanno dato da mangiare, perché anche noi dobbiamo vivere, ecco. E quindi a tutti quanti e bere, anzi adesso andremo a bere molto. Allora grazie a tutti voi, grazie a coloro che ci hanno seguito su Zoom, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e ci seguiranno su Facebook. L'appuntamento è per l'8 luglio, sempre con una diretta Facebook al pomeriggio alla mattina in presenza all'azienda Vallavecchia di Caorle di Veneto Agricoltura. Se volete venire sia domani che ovviamente l'8 luglio in presenza dovete iscrivervi sul sito di Veneto Agricoltura, cliccate ovviamente l'icona dell'evento e poi vi saranno date le istruzioni per potervi iscrivere. Grazie a tutti, buon pomeriggio.